Dottore Girona, parliamo di questa presentazione del libro Il parco nella Valle dei Templi non è nato per caso. Innanzitutto si tratta di una battaglia di civiltà che è stata portata avanti negli anni '80, allorquando la valle era aperta, non si pagava, la gente entrava e si portava anche reperti archeologici, quindi una terra di nessuno. E allora io ho capito che per dare risposta alla promozione e alla valorizzazione del sito bisognava istituire un ente parco. E allora io ho fatto una battaglia, ho raccolto delle firme, ho fatto una protesta di 10 giorni dentro una roulotte. Alla fine però, dopo tanti anni di battaglie, finalmente c'è una realtà che oggi è diretta proprio dalla direzione di Roberto Sciarratti. Noi siamo tutti ben consapevoli che Agrigento raccoglie nel corso della sua stagione oltre 1 milione di visitatori. Quindi sono stato un visionario e sono stato un protagonista di una battaglia a favore della mia città, che amo tanto, e quindi ritengo che questo libro è la raccolta di fatti realmente accaduti e che ho avuto anche la solidarietà delle istituzioni. Non posso dimenticare ad esempio che giornalmente veniva a trovarmi il prefetto di Agrigento Vincenzo Tarzia e altre personalità. Quindi desidero raccontare la storia di questa magnifica lotta che ho portato da Ricordiamo quando sarà presentato e dove? Sarà presentata al Museo Archeologico il 24 di questo mese alle ore 16:30, quindi sarà un'occasione per rivedere la memoria e la storia di questo parco.